E allora, amici appassionati di grande futsal, siamo nuovamente qui collegati dopo aver assistito a questo scintillante 15-0 che la rappresentativa Veneta Under 15 ha inflitto alla Toscana. Siamo qui con due dei grandi protagonisti di questa rappresentativa, Lorenzo Barbieri alla mia destra, alla mia sinistra ovviamente, e Marco Di Matteo qui presente alla mia destra. Ragazzi, innanzitutto grazie per essere qui in nostra compagnia. Inizierei subito con Marco, il preparatore dei portieri appunto della formazione Under 15. Abbiamo visto un grande intervento di uno dei tuoi ragazzi, appunto ovviamente parliamo di Pietro Fiorone, a metà del secondo tempo circa. Insomma, i tuoi ragazzi si stanno disimpegnando bene, si stanno preparando al meglio a questo torneo. Il punteggio ne è una testimonianza. Sì, è un torneo a cui teniamo tantissimo, ci sentiamo onorati e orgogliosi di indossare questa maglia e difendere il nostro vessillo. Anzi, auguri a tutti per la nostra festa che oggi è San Marco. E la prestazione dei portieri è buona, ma abbiamo lavorato per fare prestazioni chiaramente di alto livello, di più qualità. Oggi bisognava essere attenti perché la differenza reti oggi nel corso del campionato fa la differenza e bisognava essere precisi e attenti. Ci siamo riusciti, abbiamo rispettato l'avversario, abbiamo giocato con molta umiltà, è un piccolo praticamente puzzle nell'obiettivo grande che abbiamo in mente. Bene, adesso è il turno ovviamente di Lorenzo, il vice allenatore di questa formazione. Abbiamo sentito anche in precedenza il tuo mister che ci ha rilasciato qualche dichiarazione off camera, per così dire. Insomma, una 15-0 roboante, un match che appunto generalmente dice che questo Veneto può far strada. Puoi confermarcelo? No, buongiorno a tutti innanzitutto. Sicuramente sì. Era giusto onorare la partita e l'avversario. Il nostro obiettivo è quello di fare più gol possibili e prenderne sempre di meno, sia per la differenza reti come diceva il mister, sia perché era giusto approcciare la partita nel modo migliore possibile, cominciare questo torneo qui, spaccare il ghiaccio, dare fiducia ai ragazzi e dare un segnale forte che dobbiamo essere protagonisti in questo torneo anche alle altre rappresentative Under 15, quindi dobbiamo dare il giusto messaggio sia al nostro girone ma sia anche come gruppo squadra, cementare la sinergia tra di noi e affrontare questo torneo nel miglior modo possibile. Ora resta da giocare il match con il Lazio che si disputerà per l'appunto dopodomani, il 27 aprile, sempre in questo palazzetto. Un match ovviamente di gran caratura, ovviamente, per cui sarà necessario tanto impegno quanto si è visto quest'oggi. Come si inquadra il prossimo match, Lorenzo? No, sicuramente il Lazio ha avuto modo di vederci e noi potremo vedere loro domani mattina. In base a quello faremo i nostri accorgimenti, ma comunque siamo consapevoli che gran parte della partita dipenderà da noi, da come approcciamo l'avversario, da come scendiamo in campo, quindi abbiamo fiducia nei ragazzi e approcceremo la partita con la Lazio nel stesso modo di oggi, quindi massima fiducia e sicuramente voglia di fare bene. Bene, questi erano Lorenzo Barbieri e Marco Di Matteo, che ringraziamo ovviamente per essere stati qui in nostra compagnia per il collegamento attuale, appunto per la prima diretta riguardante il match dell'Under 15. È davvero tutto, ringraziamo tutti voi che siete stati in collegamento in diretta e vi diamo appuntamento ai prossimi collegamenti, ai prossimi appuntamenti su Futsal Veneto TV. Un saluto, alla prossima!